è l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Da un po' di tempo si sente parlare di Fab Lab. Chi ha confidenza con le tecnologie digitali sa di che si tratta, ma poiché non tutti saranno in questa condizione e i servizi di tali strutture possono essere di grande utilità per gli innovatori, abbiamo avvicinato i responsabili dei Fab Lab che stanno nascendo a Schio e a Vicenza. Dopo l'ampio resoconto dell'altra settimana sulla giornata conclusiva di Innovarti, che gli interessati possono ritrovare, ricordiamo, nel nostro canale YouTube scrivendo Impresa Diretta Vicenza, torniamo con le nostre immagini all'ex Lanificio Conte di Schio, dove, grazie alla partecipazione dei più attivi Fab Lab del Triveneto, era disponibile un laboratorio di manifattura digitale per dimostrazioni pratiche sull'utilizzo nei processi di prototipazione, produzione e rifinitura della stampa 3D, del taglio laser e della scheda elettronica Arduino. Ben presto anche in provincia di Vicenza saranno attivi questi Fab Lab per l'apprendimento, il confronto, la sperimentazione o il mero utilizzo di queste nuove tecnologie. Ed è grazie ad un progetto promosso proprio dalla Confartigianato Provinciale che la Regione Veneto ha contribuito economicamente al loro allestimento. Un'opportunità, i Fab Lab, presentata nell'occasione dai rispettivi responsabili. Ecco Giovanni Gasparin della cooperativa Samarcanda, coordinatore del Mega Hub che aprirà a Schio in via Paraiso. L'obiettivo principale è quello di creare un luogo dove c'è una contaminazione e che si possa essere un contenitore per il lavoro, sia sul lavoro giovanile sia sul lavoro impostato sull'artigianato e sull'innovazione. I contenuti che abbiamo dentro sono questi: è un luogo di coworking dove persone, professionisti possono venire a trovare delle scrivanie in affitto e condividere assieme ad altri la propria professionalità, siano essere web designer, architetti, geometri, persone di questo tipo. Poi abbiamo un luogo formativo dove si parla di impresa, di come far partire un'impresa, di far capire alle persone se il loro sogno deve rimanere un sogno o può diventare realmente un'attività produttiva, sia in termini di artigianato che in termini di impresa di qualsiasi tipo. Poi abbiamo un'officina condivisa, un'officina dove qualsiasi persona può venire lì, fare i propri prototipi, lavorare con macchine da legno, macchine da ferro e macchine per la prototipazione, stampanti 3D, laser cutter, scanner 3D, termoformatrici. Tutto questo per fare in modo che l'artigianato classico, quindi le persone che vengono lì con un'idea incentrata sull'artigianato del legno o del ferro, possono trovare anche contaminazione con quelle che sono le nuove tecnologie. Quindi anche magari stravolgere la propria idea imprenditoriale e crearne una di nuova, assieme alla collaborazione con persone che stanno ragionando sui temi dell'elettronica, della domotica, della stampa, della prototipazione. Un Fab Lab aprirà anche a Vicenza, alla Scuola d'Arte e Mestieri in via Rossini. Ce ne ha parlato il suo coordinatore Marco Vigo. Fab Lab Vicenza sarà aperto a tutti e avrà stampanti 3D, laser cutter, una fresa a controllo numerico, una fresa da banco e uno scanner 3D. Questa dotazione permette, oltre alle classico banco di lavoro per piccoli lavori artigiani, di creare prototipi di qualsiasi genere e qualsiasi tipo. Che tipo di utenza ipotizzate? Innanzitutto Fab Lab sarà un luogo di formazione, quindi si parte dagli studenti, i primi studenti della Scuola d'Arte e Mestieri, dove verrà realizzato il Fab Lab e quindi verranno realizzati corsi di formazione sia per quanto riguarda il lato software, quindi la progettazione, sia sull'utilizzo vero e proprio delle macchine. Parallelamente a questo il target è anche il piccolo artigiano, quindi l'artigiano che è abituato alle lavorazioni manuali si interfaccerà con strumenti digitali in grado di aiutarlo nel suo lavoro. Parallelamente ancora ci saranno le aziende che potranno sviluppare progetti pilota che non possono realizzare internamente ma che possono delegare ad alcune persone del Fab Lab, sgravando un lavoro che potrebbe essere positivo per l'azienda ma delegandolo fuori senza far perdere magari energie interne.